ho deciso di provare a raggiungere Finisterre senza mai fermarmi, con delle pausette ovviamente, ma senza fermarmi a passare la notte da qualche parte, e sono molto emozionato. Ho fatto i primi 2 chilometri e sono già stanco. Stanotte ho dormito veramente male, c'era un signore nel letto accanto al mio che russava fortissimo. Tra l'altro ieri sera a cena devo aver mangiato qualcosa di strano, alla fine ho anche vomitato. Sfida nella sfida della sfida. Ultreia! Grande Simone! Ore 2:15, ho raggiunto la cittadina di Negreira. Adesso compro qualcosa per pranzare. Ho preso cose abbastanza leggere, penso da digerire e con tante calorie, però ho un sacco di mal di pancia. Mi sa che questa sarà la sfida più grande. 6:15 e siamo a 30 km percorsi. Ho preso una tachipirina perché la pancia mi stava veramente facendo vedere le stelle, e devo dire che da quando l'ho presa, da quando ha iniziato a fare effetto, cammino molto meglio. E sono molto curioso di vedere il grafico finale del cammino, perché una cosa che non avevo valutato, un'altra, erano i dislivelli. Pensavo che fosse tutto più o meno pianeggiante, invece sto andando su e giù continuamente. What? Non so se è per me, ma è perfetto. Mi rincresce veramente tanto, però mi sa che dobbiamo bloccare la sfida. Sono arrivato quasi a 40 km, ma guardate lì! Cioè, la pentola d'oro è dietro quella collina, devo per forza andarla a cercare. Sono passate da poco le 8 e ho superato i 40 km percorsi. Non ho ancora mangiato niente e inizio a sentire un po' di famina. Ore 23:10, ho superato i 50 km percorsi e sento che mi sta per venire una vescica sul retro del tallone. Ecco, infatti si vede che è un po' arrossato. Yes! Molto spesso ricevo commenti con qualcuno che mi domanda se tornerò mai in Umbria, e penso di sì, nella mia vita chissà, cioè, ci saranno un sacco di occasioni, ma intanto spero che vi faccia piacere sapere che sono arrivato in Umbria! Oh mio Dio! Gli ultimi 5 km sono stati lunghissimi. Fa freddissimo quando mi fermo. Ora mangiamo qualcosina, poi faccio un altro riposino da 10-15 minuti e poi via, gli ultimi 30. Sono le ore 3:15. Un altro problema che sta saltando fuori, di cui non avevo pensato, è il freddo. Se mi fermo muoio. Ho male ai piedi, alle anche in particolare, e alla schiena. Credo che la schiena sia la cosa che mi stia facendo più male. Sono le ore 5:15, mancano 20 km e adesso ho sonno. Adesso ho proprio sonno, mi si chiudono gli occhi camminando, mi si incrociano. Sono le 6:30 e cammino quasi da 22 ore ora. E mancano 17 km all'arrivo. Però per la prima volta da quando sono partito sento che è possibile che ce la faccia. Quando sono partito non ero del tutto convinto, anzi avevo tanti dubbi al riguardo, e un'ora fa ho avuto un momento veramente tosto, perché mi si stavano veramente incrociando gli occhi, mi stavo addormentando camminando, ma sono riuscito a fare un piccolo pisolino proprio sul bordo della strada di un quarto d'ora ed è bastato a ridarmi la carica. Adesso sento che
che ce la possiamo fare. E credo di essermi anche appisolato un attimo sul tavolino. Sprazzi di felicità così. Sento che ce la faccio. Sono le 8:30 e mancano solo gli ultimi 10 chilometri. Sono le 11 e questi 2 chilometri sono i più lunghi della mia vita. Sono stanchissimo, le ginocchia non reggono più. 350 metri. È come se il mio corpo sapesse che stiamo per arrivare e sta mollando. Mamma mia, così di colpo. Ce l'ho fatta.